Allora, primariamente è di un tipo di triballo che a me non mi aggrada. Poi comunque mi è sempre aggradato a triballare dall'inna, cosa artistica, ornamoso, che comunque è tradizionale. Comunque penso che un triballo come questo dia più soddisfazione che un triballo in industria, essere comandato da gente che magari non si merita nemmeno sul ruolo chi tiene dentro dell'industria, ma sono in cui solo che magari sono parenti dei politici o comunque gente che è inadeguata fino a un certo striballo. Questa legge che sono bovande fino a consumare gente, secondo me sono atta pro armannas additas, pro supermercados, pro altre additas a manna che tenen medas dipendente, cioè sono premiata scusa. Infatti io quando ho fatto questa domanda mi sono a mi informare per questa legge di assumere un pizzino e ti paghiamo un suo contributo oppure viene pagato dalla regione ed io non ho rientro, io anche che io non ho tenuto dipendente e quindi non potevo rientrare in questa legge. Ironia di questa cosa, magari hanno usufruito proprio dei supermercati o in questo centro commerciale e hanno assunto gente per poter sistemare i suoi banconi come formazione lavoro. E tu te poni cioè, a confronto un pizzino che porta un mese vieni pagato a spesa nostra, che è dinari della stessa nostra, poi imparate a sistemare un bancone in questo centro commerciale oppure il mezzo a lui imparare a fare una cosa gai. Scusa su fatto, cioè che ne sono sapane sa gente desinari nostro, poca di professionalità, ma professionalità non sono create in sa maggior parte dei casi, no? Sarebbe un primo passo verso un livello di essere un collante per un popolo, ma questo in tutto il mondo. Cioè, primariamente si tocca basare su una lingua sarda diffusa che sia impreata in tutte, non solo come a livello poetico come per sempre avvegno iscritto. Infatti un limite che veste i metal sardos che comunque stiano una lingua sarda è che non mi riescono a scrivere, devi male a scrivere. Compreso, infatti devo riscoprire emigranti, come vini, magari in Bile che si associato tra adesso, quando magari in Germania ti puoi scrivere a Salò che scrivono in italiano. Questo è un grande limite. Tu casa che porti in scuola? Sì, questo avviene solo a livello scolastico. Uso che impara durante l'infanzia, un uomine si lo buttano poi sempre. E questa lingua deve essere utilizzata quotidianamente comunque. Cioè, leo, per esempio, quando leo penso una cosa, la penso in sardo. Questo è proprio che la penso in conca. Comunque è inutile a si lamentare sempre queste cose. Uno che si lamenta deve per essere pronto a dare per soluzione o comunque a teorizzare una soluzione. La soluzione mia in questo momento è del medesimo Sergai
chi sa Sardegna sa da a pesare de questa miseria che nos sta trascinando in Italia solo tramite un'autodeterminazione. Noi siamo solo subendo decisioni che non provengono dall'esatto. Però in quel caso mi hanno detto ma i politici sono sardi, scrivono in Sardegna, e questo pure sta vero, però sono rispondendo alla logica del partito di Roma, non sono rispondendo alla logica indipendentista come la pensano noi.